TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di ieri il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha predisposto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nei comuni di Conegliano e Vittorio Veneto, coordinati dal commissariato e svolti con l'ausilio del reparto Prevenzione Crimine. Nell'ambito di tali servizi, in cui sono state identificate oltre 100 persone, la Polizia di Stato ha conseguito diversi risultati operativi. Un cittadino di origini colombiane, in particolare, è stato sanzionato in via amministrativa in quanto sorpreso a disturbare i clienti di un hotel in via Parrillo in uno stato di manifesta ubriachezza. E un cittadino italiano residente a Tarzo è stato sorpreso a bordo della propria autovettura in via San Giuseppe con addosso alcune dosi di marijuana. L'uomo è stato pertanto sanzionato e nei suoi confronti è stato anche disposto il ritiro della patente. Le volanti del commissariato, infine, hanno denunciato per furto aggravato due giovani sorpresi a rubare diversi capi d'abbigliamento presso un negozio del centro commerciale Conè di Conegliano. Una delle due, ancora minorenne, è stata contestualmente riaffidata ai genitori. Cambiamo argomento. È stata inaugurata questa mattina, sabato 17 maggio, a Gaierine, la nuova rete fognaria lungo via Terraglio e via Belcorvo, al servizio anche della vicina Godega di Sant'Urbano. Al taglio del nastro, insieme al consiglio di amministrazione di Piave Servizi, erano presenti anche le autorità locali per celebrare un intervento strategico che colma un importante vuoto infrastrutturale finalizzato a migliorare il servizio erogato con la futura estensione ai comuni di Godega di Sant'Urbano e Orsago, un cantiere che contestualmente ha permesso anche il rinnovo dell'acquedotto. L'intervento è stato completato grazie a un investimento complessivo di quasi 3 milioni e mezzo di euro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.